L'opera di Francesco Cubeddu si incentra sulla terra e il territorio. Questi sono gli elementi, assieme alle persone e ai beni culturali, su cui lavora da 30 anni il Consorzio Sagorona Arrubia. Con questa importante rassegna, denominata Arte 52, che per noi è una nuova scommessa, la scommessa che ci coinvolgerà per tutto il 2014, ci volevamo porre proprio con uno sguardo che consentisse di andare attraverso non solo la Marmilla, ma attraverso tutta la Sardegna, attraverso forme di espressione differenti, come questa bellissima mostra, e che ci consentisse di contemporaneamente creare un ragionamento su quello che può essere lo sviluppo del nostro territorio, ma di tutta l'isola, con il grande patrimonio culturale che ci contraddistingue e le risorse umane che devono tornare al centro di quello che può essere l'unico vero sviluppo futuro della Sardegna. Grazie. È con molto piacere che veniamo qua ad inaugurare la mostra di Francesco Cubeddu, un nostro concittadino che ha iniziato con la sua passione per la foto aerea a valorizzare i nostri territori, sia dal punto di vista paesaggistico, fotografando le bellezze naturali del Montiferru e del Sinis, sia anche dal punto di vista archeologico, valorizzando innanzitutto e inizialmente i nostri territori del Montiferru e del Sinis con le loro peculiarità archeologiche. Come ben sappiamo siamo una delle zone con la densità archeologica nuragica più alta di tutta la Sardegna, per poi portando avanti questo suo hobby, questa sua passione, andare avanti anche a valorizzare tutto il resto dei territori sardi. In seguito questa sua passione l'ha portato anche ad andare a espandersi, a fotografare anche il resto della Sardegna, ed è con tanto orgoglio che abbiamo la possibilità di esporre le sue opere qua a Sagorona Arrubia, e la cornice è quella più ideale, quella del Museo del Territorio Sardo per eccellenza. Sono molto lieta e molto fiera di presentare Francesco Cubeddu e il suo lavoro, perché si sa che Seneghe è un paese da matti, da cantori e da poeti. E secondo me Francesca sintetizza molto bene lo spirito, l'anima stessa del nostro paese, in quanto per me è un poeta matto che vola nel cielo del nostro paese. Quello che fa Francesco si potrebbe definire forse fotografie aeree di paesaggi rurali. Invece per me va molto oltre il lavoro di Francesco, molto oltre fotografie di paesaggi. In realtà da queste linee, da questi lavori fatti dagli uomini nascono delle astrazioni, nascono delle impressioni che parlano al nostro immaginario, e il lavoro di Francesca è totalmente personale, il suo modo di vedere il mondo, però assume forme astratte che in realtà parlano al nostro inconscio, e quando si vedono questi ritratti della terra, come le chiama lui, in realtà sono fotografie astratte. Sembrano incompatibili questi due termini. Una fotografia astratta cosa potrebbe essere? In realtà sono forme che parlano dell'unicità della nostra terra, parlano della bellezza spontanea dell'opera umana sulla terra, ma con l'assenza di scala perdiamo ogni punto di riferimento, e in questa perdita del riferimento si aprono tutte le possibilità dell'immaginario. Oggi, venerdì 7 marzo, inauguriamo l'8ª mostra di Arte 52 al Museo Sagorona Arrubia. È la mostra di Francesco Cubeddu, si chiama Serendipità. Serendipità è un po' anche uno slogan che vorrei estendere al nostro museo, perché in un certo senso venire in questo museo per molti è scoprire una cosa diversa da quella che si aspettavano. Siamo un museo dell'entroterra, siamo un museo naturalistico, però molto spesso in questo museo avvengono degli eventi che sono di rilevanza nazionale o anche internazionale.
Quindi spero che questa mostra, come tutte le altre, possa andare oltre i confini dell'isola. La mostra è una mostra particolare perché Francesco non è propriamente un artista, è un fotografo che però tramite la fotografia aerea riesce a immortalare dei paesaggi che sembrano delle opere d'arte contemporanea. Per cui lui è un artista, ma contemporaneamente sono artisti anche tutte quelle persone che lavorando i campi creano geometrie oppure creano sistemi di organizzazione del territorio voluti dall'uomo. Ecco perché questa mostra viene presentata da un antropologo. Per cui l'arte, la fotografia, l'antropologia e anche questo nostro essere museo del territorio in questa mostra convivono in un percorso che potrei dire anche esperienziale, nel senso che chi viene a vedere queste opere si trova calato nella doppia dimensione di vedere una mostra d'arte ma allo stesso tempo di scoprire anche un territorio. Il territorio del Sinis fondamentalmente, che è quello che viene riprodotto dalle fotografie o aerofotografie di Francesco, ma anche il territorio della Marmilla, che spesso è stato soggetto privilegiato di Francesco. Una mostra diversa, noi stiamo cercando di fare sempre mostre diverse che diano un aspetto particolare della nostra isola, della nostra terra, che è appunto la Sardegna. Spero possa piacervi e vi invito a venire. Grazie. La mostra di Francesco Cubeddu è particolare e molto stimolante, interessante. Innanzitutto Francesco racchiude nelle sue immagini tutta una serie di competenze e di passioni. C'è quella passione del volo, c'è la passione per la fotografia, c'è la passione per la conoscenza del territorio, c'è la passione per l'archeologia e c'è una grande curiosità di andare sempre non solo più in alto, ma anche di guardare sotto un'altra prospettiva il territorio che vive quotidianamente. Quindi nelle sue immagini, che sono poi delle opere collettive, delle grandi opere collettive, dove lui fa il direttore alla fotografia, cioè ha la capacità di, guardando dall'alto, selezionare delle immagini che sono state ricamate da tratturisti, che sono state ricamate da fenicotteri, da greggi al pascolo, da muretti al secco costruiti 150 anni fa e più, e ha la capacità di intravedere immagini, visioni, e allo stesso tempo chi guarda poi questi suoi scatti reinterpreta quello che era il suo punto di vista in quel momento, perché poi ognuno che si pone davanti alle sue foto rilegge e rivede anche altre figure. È bello anche da un punto di vista proprio di conoscenza del territorio, perché quando noi entriamo dentro queste opere che a primo sguardo ci possono ricordare un tappeto, ci possono ricordare opere anche di altri artisti, ci possono ricordare visi di donne, e poi invece se andiamo dentro e capiamo anche dove siamo, abbiamo la capacità di vedere lo sviluppo di un territorio, le trasformazioni di un territorio in base all'opera dell'uomo, in base alle stagioni, quindi questi colori che cambiano nel corso dei 12 mesi, e quindi vedere anche degli scatti della stessa zona nel tempo ci fa vedere come la ricchezza e la variazione del colore e nel tempo la trasformazione anche di queste immagini che vengono impresse nell'obiettivo di Francesco. Sono Francesco Cubeddu, pilota di parapendio e paramotore, nonché fotografo e autore delle immagini che sono esposte qui al Museo di Sagarona a Rubbia. Queste immagini, che io ho un po' di difficoltà a chiamarle, infatti ho chiamato questo termine quadrografia, sarebbe una via di mezzo tra il quadro e la fotografia, per me sono un omaggio alla terra intesa come la terra madre che ci ha generato, la terra che calpestiamo tutti i giorni. Sono come dei ritratti, degli infiniti ritratti della terra che rispecchiano l'evoluzione, diciamo, del tempo sulla terra, del tempo inteso in senso sia meteorologico sia il tempo che scorre. E infatti con lo scorrere del tempo
le immagini variano sulla Terra e se viste dall'alto, dal cielo, assumono un significato completamente diverso dalla visione terrestre. Queste immagini per me sono come un omaggio alla Terra, alla Madre Terra che ci ha generato, e spero che vedendo queste immagini tutti abbiamo un po' più di rispetto per la Terra e per tutti gli organismi viventi che essa ospita.